l'aereo militare per riportare in Italia le salme dei 2 italiani uccisi, tra i quali il bassanese Luca Russo. In serata l'arrivo a Roma, domani il rientro in Veneto. Intanto a Barcellona ucciso il sospettato numero 1 per la strage. Anche la fidanzata Marta, verso rientro in ospedale a Barcellona, ha ricevuto la visita dei Reali di Spagna. Anche la Serie A di calcio ieri ha omaggiato le vittime con un minuto di silenzio. 7 detenuti islamici radicalizzati negli ultimi tempi e sorvegliati speciali nel carcere 2 Palazzi di Padova, lo rivela il sindacato della polizia penitenziaria. Folle di gelosia tenta di strangolare in piazza la fidanzata, tragedia sfiorata a Caprile di Alleghe, nel bellunese 29enne arrestato dai carabinieri. La notte tra il 20 ed il 21 agosto del 2007 il massacro di Gorgo al Monticano, Lucia e Guido Pellicciardi trucidati dalle belve, poi catturate 10 anni dopo il ricordo è ancora vivo. Corsa contro il tempo nel Padovano per mettere in salvo l'uva danneggiata dalla grandine di sabato pomeriggio. Si è vendemmiato fin dalle prime luci di ieri per mettere in salvo il pino grigio. Sport basket, presentata la Reyer con lo scudetto sul petto. Noi siamo tra le squadre favorite, ma daremo il massimo come sempre, dice coach De Raffaele. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora l'attentato a Barcellona, in partenza un aereo militare per riportare in Italia le salme dei 2 italiani uccisi, tra i quali anche il giovane bassanese Luca Russo. In tarda serata il rientro a Roma e domani il feretro arriverà in Veneto. Intanto a Barcellona è stato ucciso il sospettato numero 1 della strage, ma sentiamo i dettagli nel primo servizio. È atteso poco prima di mezzanotte l'atterraggio del Boeing KC-767 dell'aeronautica militare che riporterà in Italia le salme di Luca Russo e Bruno Gullotta. Dall'aeroporto di Ciampino le salme verranno trasferite al Policlinico Gemelli per l'esame disposto dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha aperto un fascicolo sull'attentato terroristico costato la vita all'ingegnere bassanese 25enne. Quindi il nuovo trasferimento all'aeroporto di Ciampino con il volo verso quello di Villafranca, a Verona. La sorella di Luca, Chiara, e la madre del giovane attenderanno a Roma l'arrivo dei feretri. Domani è previsto l'arrivo in Veneto di Luca e quindi il ritorno nella sua Bassano del Grappa. Rimane da capire se in queste ore sarà dimessa anche Marta Scomazzon, la 22enne bassanese ferita nell'attentato della Rambla di Barcellona. Marta è ricoverata da giovedì dopo aver riportato fratture ad un piede e ad un braccio. E Marta nel suo letto d'ospedale ha ricevuto anche la visita dei sovrani di Spagna, Filippo VI e Letizia. Si sono detti dispiaciuti per quanto successo, ha raccontato la ragazza ai giornalisti che l'hanno raggiunta in Catalogna. E mi hanno invitato a tornare a Barcellona, ma per ora non ci penso proprio. Al momento manca ancora la conferma del governo, ma è molto probabile che per l'ultimo addio ci possa essere un funerale di Stato non prima del fine settimana. Prefettura e questura sono già al lavoro per coordinare la macchina della sicurezza. L'altro evento a finire sotto la lente di ingrandimento delle istituzioni è la fiaccolata contro il terrorismo e la violenza che sarà organizzata nei prossimi giorni a Bassano. Quello su cui noi ci soffermiamo molto è la promiscuità che ci può essere tra le persone che partecipano all'evento e i rischi esterni. In primis potete arrivare ad immaginare quello che proviene da autovetture o mezzi. Poi si faranno dei controlli più discreti perché l'attività non si svolge soltanto in maniera palese, ma si svolge anche in maniera un pochino più occulta, quindi un'osservazione dedicata delle telecamere lì dove queste ci sono. Il papà di Luca ha spiegato di voler essere presente alla celebrazione, per questa ragione la data al momento non è stata fissata. E la fidanzata di Luca Russo, Marta, non sarà su quel volo militare. Per lei il rientro è previsto mercoledì. Intanto davanti alla casa del condominio di Via Perlasca, dove Luca abitava insieme al papà, questa mattina qualcuno è passato a prendere i fiori ed ha lasciato un messaggio per dire grazie. Era un ragazzo fantastico, noi l'abbiamo visto l'ultima volta sabato scorso perché il garage è proprio di fronte al mio, stava mettendo a posto tutto, sia lui che la sorella erano molto legati anche alle mie figlie e lui che per noi è stato una
molto dura. Tutti quanti, 10 famiglie residenti nel condominio di Largo Perlasca, hanno lasciato dei fiori e il loro nome impresso sulla carta accanto alla foto di Luca. Li avevano messi qui dove oggi c'è questo cartello. La famiglia di Luca, forse la mamma Paola, che ha scelto di non andare a Barcellona, li ha portati a casa lasciando al loro posto questo messaggio di ringraziamento. Grazie, si legge, ringraziamo di cuore per l'affetto e la vicinanza dimostrati in questo momento difficile. Ha messo dei fiori per Luca e la famiglia? Sì, per un semplice pensiero, perché ci dispiace tanto per un ragazzo così giovane, è inammissibile morire così. E anche per la famiglia che deve subire questo grande dolore. Luca faceva anche l'animatore CR alle mie figlie, e quindi le mie figlie sono anche erano molto legate anche per quello. Infatti mia figlia più grande anche ieri sera ha pianto in ricordo, perché vede anche i telegiornali, per cui Luca, io devo dire la verità, io quando lo vedevo, parlavo con lui, sentivo una sensazione di benessere. Luca era come il suo papà Simone, lo dicono tutti qui al civico 11 di Largo Perlasca, socievole, disponibile, aperto, una persona bella. Conoscevo bene il papà Simone, la mamma Paola, e mi piacerebbe adesso averli qui e abbracciarli. Il comune di Bassano del Grappa ha già manifestato l'intenzione di dedicare a Luca una strada o un luogo della città. Dietro questi palazzoni c'è un parco, un'area verde. Per molti condomini sarebbe bello che quella oasi di pace dove giocano i bambini porti il suo nome. Vi abbiamo già raccontato la passione di Luca Russo per il calcio e ieri anche il mondo del calcio ha ricordato il giovane ingegnere bassanese. Non solo tutta la Serie A, ma anche la primavera del Torino, impegnata ieri in amichevole contro il Parma, ha osservato un minuto di silenzio per ricordare Luca Russo, tifoso granata, e tutte le vittime dell'attentato di Barcellona. Era partita da Bassano nei giorni scorsi la petizione rivolta proprio alla società del presidente Urbano Cairo per ricordare il giovane ingegnere, e il Torino ieri ha ricordato Luca anche nelle parole post partita di mister Sinisa Mihajlovic. Mi dispiace anche di non aver vinto, perché volevamo dedicare questa vittoria a Luca Russo, un nostro tifoso morto a Barcellona, e purtroppo non siamo riusciti. Però andiamo avanti e, come ho detto, era una partita da vincere. 1-1 è finita infatti la sfida dall'Ara tra Bologna e il Torino che domenica alle 18 debutterà in casa contro il Sassuolo, e non è escluso che la curva Maradona non rivolga a Luca un pensiero speciale. E parliamo ora di estremismo e radicalismo islamico che prolificano nelle carceri italiane e anche al Due Palazzi di Padova. Secondo i sindacati della polizia penitenziaria ci sarebbero 7 islamici sorvegliati speciali. Sentiamo. Il carcere è terreno fertile per la radicalizzazione. Oggi più che mai, all'indomani dell'attentato di Barcellona, i penitenziari italiani sono monitorati con attenzione. Nelle celle della casa di reclusione di Padova ci sono 7 sorvegliati speciali tenuti sotto stretto controllo dalla polizia penitenziaria. A rivelarlo è il coordinamento regionale CGIL penitenziari. Si tratta di musulmani arrestati per reati abbastanza comuni: spaccio di droga, furto, rapina, lesioni, ma il processo di avvicinamento all'Islam estremo inizia una volta finiti in carcere. Sappiamo che molti istituti sono la scuola, l'accademia, l'università del crimine, in modo particolare adesso in questo periodo del terrorismo, proselitismo islamico. Noi abbiamo una presenza massiccia di extracomunitari, di questi 600 il 60% abbondante sono detenuti provenienti dal Nord Africa. Che ne sappiamo noi chi sono veramente, del loro passato, chi lo conosce, o le loro simpatie future, chi li sa. Nel carcere di Padova, spiega poi il SAP, c'è anche un problema di sovraffollamento a fronte invece di una carenza di organico della polizia penitenziaria. I sindacati infatti chiedono maggiore formazione degli operatori, i primi e gli unici in grado di accorgersi di quanto accade dietro le sbarre. Abbiamo una carenza d'organico oltre alle 100 unità, una gente che controlla 50 detenuti, a volte anche 100, come in questo periodo può capitare, ma anche perché scattano altri servizi che non possono essere programmati ma che si possono verificare, e quindi si vanno a tagliare quei posti soggetti alla vigilanza dei detenuti, per cui si passa da 1 a 50 a 1 a 100 subito, immediatamente. Cosa c'è da controllare?
Al Due Palazzi 7 detenuti avrebbero manifestato comportamenti sospetti. Nei mesi scorsi in città inoltre già altri nordafricani sono stati espulsi. Il primo, un tunisino, sorpreso più volte a correre nudo in Prato della Valle urlando Allah Akbar, era stato accompagnato al CIE e una volta rientrato in Italia era stato nuovamente espulso. Rintracciato a Padova ed espulso anche un altro tunisino, accusato insieme al fratello di apologia del terrorismo per alcune frasi preoccupanti scritte su Facebook e inneggianti al Daesh. Ed ancora cronaca da Padova, pochi giorni fa aveva palpeggiato una 12enne mentre era in bici con la mamma, arrestato un marocchino di Arzergrande e la stessa sera aveva molestato anche un'altra ragazza del paese. Sentiamo. Dopo la minaccia jihadista lanciata su Telegram con cui i terroristi islamici lanciano l'avvertimento e parlano dell'Italia come prossimo obiettivo, a Venezia, dopo le annunciate misure antiterrorismo e nonostante l'allerta sicurezza sia ai massimi livelli, il sindaco Luigi Brugnaro chiede di più. Sono anni che lo dico. Bisogna fare un blocco navale umanitario, salviamo tutti in mare e dopo li metti sulla barca con la cintura di sicurezza, ti dai i listini, ti vesti con la cintura di sicurezza e li rimandi lì in Libia dove vengono, punto. Venezia che con i suoi residenti nel frattempo si interroga sulla fattibilità e utilità del diritto alla cittadinanza ai figli degli stranieri incondizionato con lo Ius Soli. Ius Soli non so cos'è. Nascere qua vuol dire già nascere come italiano. Più che altro è un diritto. Secondo me ognuno deve avere la cittadinanza dal paese dove viene perché a loro serve solamente per usare i servizi che a noi non danno più. No, io sono contraria. Paga le tasse, lavora e contribuisce all'andamento del paese, forse sarebbe giusto che avesse la possibilità di essere cittadino italiano. Non so se sia il momento giusto per parlarne, perché c'è un malcontento diffuso. Sia un modo nostro per integrarci con loro, sia viceversa un modo loro per vivere in Italia secondo anche la nostra cultura e abbracciando anche i nostri diritti in qualche modo, e quindi io tendenzialmente sarei a favore. Io ho qualche dubbio sulla cittadinanza agli stranieri, ce l'ho, perché hanno una cultura diversa dalla nostra, hanno delle credenze, una fede, delle idee che non sono le nostre, quelle che noi abbiamo sedimentato in tanti anni. Abbiamo l'esercito, la marina militare, non c'è Croce Rossa, non ha da entrare nessuno, come non entri in Gambia, non entri nello Zimbabwe perché ti chiedono il passaporto, in Italia vieni tutti quanti, non è possibile perché poi ti ritrovi in giro. E dai, 1, 2 solidarietà, dopo se stoltaggine, sciocchezze. Ecco, questo evidentemente era il servizio relativo al dibattito sullo Ius Soli, servizio che ci arriva dalla redazione di Venezia. Vediamo ora quello sul molestatore di Arzergrande. In una sera aveva molestato 2 ragazze, una di queste appena 12enne. L'episodio era stato raccontato su Facebook proprio dalla sorella della bambina. Ad Arzergrande sono stati giorni di apprensione. Poco dopo questa denuncia, infatti, anche un'altra ragazza di 26 anni aveva raccontato di aver subito molestie verbali e fisiche da uno straniero. I fatti risalgono allo scorso 9 agosto. I carabinieri hanno subito concentrato le indagini, grazie anche alle descrizioni fornite dai testimoni, nei confronti di un 21enne marocchino, residente in paese con molti precedenti. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di aver tentato di bloccare e violentare le 2 ragazze. Aveva agito a poca distanza di tempo nella stessa sera. Il primo episodio poco lontano dalla sua abitazione. Qui aveva aggredito alle spalle la 26enne e le aveva toccato il seno. La giovane è stata salvata solo dall'intervento della madre che ha messo in fuga lo straniero. Appena 20 minuti più tardi il marocchino aveva avvicinato la 12enne sulla strada che da Arzergrande porta a Piove di Sacco. La piccola era in bici con la mamma. Con la scusa di chiederle indicazioni, il ragazzo aveva tentato di toccarle le parti intime. Anche qui è stato messo in fuga dalle sorelle e dalla mamma della 12enne, che poi hanno denunciato tutto ai carabinieri. Grazie alle descrizioni, i militari sono risaliti al 26enne, già noto per reati di droga e maltrattamenti in famiglia. È stato subito arrestato. Soddisfatto il sindaco di Arzergrande, che ora spera che il molestatore rimanga a lungo in carcere. Un marocchino assicurato alla giustizia, addirittura con precedenti penali, ma indipendentemente dalla cittadinanza o dalla nazionalità, queste persone, se così si possono definire, devono scontare fino all'ultimo dei loro giorni dietro alle sbarre. Quindi davvero un buon lavoro anche alla magistratura e davvero di nuovo i miei complimenti alle forze dell'ordine per il lavoro svolto.
Cronaca ora dalla provincia di Belluno, folle di gelosia tenta di strangolare in piazza la fidanzata, è accaduto a Caprile, sentiamo. Il rapporto era già deteriorato a causa della folle gelosia di lui, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'impiego estivo della sua ragazza in un albergo del paese. Nella mente sconvolta di un 29enne di Selva di Cadore, questo lavoro l'avrebbe avvicinata a troppi uomini. Per questo ha tentato di strangolarla in piazza 2 notti fa a Caprile, fermato soltanto dall'aiuto provvidenziale dei colleghi della ventenne. Lo scenario da thriller era iniziato poco prima, quando il giovane, in preda ai fumi dell'alcol, era arrivato all'albergo armato di coltello, chiedendo a chiunque dove fosse la fidanzata e minacciando chi si parava davanti. Saputo che si nascondeva nella dépendance, è giunto fin lì, mentre il suo obiettivo scappava in strada, dove è stata raggiunta e presa per il collo. I carabinieri sono arrivati in tempo per neutralizzare e arrestare l'uomo, poco dopo condotto nel carcere di Belluno. Fortunatamente nessun danno fisico rilevante è stato riportato dalla ragazza, sicuramente resta lo shock. La ventenne è salva, ma per un soffio non si è trasformata nell'ennesima vittima di un bilancio, quello dei femminicidi, da bollettino di guerra. Ed ora l'omicidio-suicidio di Mira con i funerali di Sabrina e Luigi che si terranno congiuntamente, la decisione dei familiari. La gelosia e l'incapacità di accettare la separazione tra le motivazioni che hanno spinto Luigi Nocco, il poliziotto di 53 anni, a togliersi la vita con un colpo di pistola dopo aver ucciso con la stessa arma la moglie, l'infermiera Sabrina Panzonato di 52 anni. Gesto tragico con i due congiunti per i quali i familiari hanno deciso un addio comune. Ed è qui alle mie spalle, nella chiesa di San Michele Arcangelo, che potrebbero tenersi già in settimana e già nella giornata di mercoledì e giovedì i funerali congiunti di Sabrina e Luigi, considerato che questo è il quartiere in cui è nata Sabrina e queste sono le volontà di entrambi i familiari come atto d'amore per i due figli minorenni rimasti ora orfani. Per i due figli di rispettivamente 15 e 17 anni diversi, nel frattempo le collette di solidarietà e sostegno economico, a cominciare da quelle messe in atto dagli agenti e colleghi di Luigi Nocco della Questura di Venezia, con l'aiuto disposto anche dai colleghi e colleghe di Sabrina, apprezzata infermiera nel reparto di neurologia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Sostegno anche dal mondo della politica locale, con le collette attuate da alcuni ex consiglieri comunali di Mira, dove si è consumata la tragedia giovedì scorso nella casa di Dogaletto, casa trasformatasi da rifugio affettivo nell'ennesima casa degli orrori, con l'ennesimo episodio di femminicidio, il quarto del veneziano in questi ultimi 2 mesi. Ed ora cronaca dalla Marca, rapina questa mattina a Castelfranco, rubati gli incassi del ticket dell'ospedale, sentiamo. Stavano versando il denaro, ma in pochi attimi hanno sentito la voce dei banditi e si sono trovati di fronte le canne delle pistole. Istanti terribili e la paura di trovarsi a terra in un lago di sangue. Ore 8:45 nei pressi della filiale di Intesa San Paolo in via Borgo Treviso a Castelfranco Veneto. Ad agire 2 malviventi con il casco che li rendeva irriconoscibili, armati di pistola e capaci di fuggire senza lasciare traccia, con un bottino che dalle prime stime ammonterebbe ad oltre i 15.000 euro. Ad essere presi di mira dai rapinatori 2 dipendenti della cooperativa che si occupa del versamento in banca degli incassi delle macchine per il pagamento del ticket dell'ospedale di Castelfranco Veneto. Un colpo studiato nei minimi dettagli. La banda sapeva dove e quando colpire. Non è un caso infatti che, secondo quanto riferito dagli investigatori subito giunti sul posto, i banditi avrebbero seguito con uno scooter bianco l'auto della cooperativa, una Peugeot 205 Van, fino a destinazione. E quando la vettura si è fermata di fronte alla banca, poco prima delle 9, il blitz e la minaccia di consegnare ai banditi un trolley che conteneva il denaro dei punti gialli delle sedi ASLA della Castellana. Poi la fuga, lasciando le vittime sotto shock. Dopo l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri di Castelfranco, che hanno raccolto le testimonianze e setacciato la zona, oltre a predisporre posti di blocco nell'area. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di individuare i responsabili. Ed ora l'anniversario, i 10 anni del massacro di Gorgo al Monticano, quando nella notte tra il 20 ed il 21 agosto del 2007 i coniugi Pellicciardi vennero massacrati nella Villetta degli Orrori.
La notte dell'orrore, la notte in cui per la Marca trevigiana qualcosa cambiò. La notte in cui Lucia Comin e Guido Pellicciardi si trasformarono da tranquilla coppia di custodi nel simbolo involontario di quanto il crimine possa diventare feroce, assurdo, mostruoso. La notte in cui finestre e portoni si serrarono per sempre in una provincia che già conosceva la violenza delle rapine nella propria casa, ma che da allora visse con una paura inconscia ancora più forte. La notte tra il 20 e il 21 agosto 2007 a Gorgo al Monticano, via Sant'Antonino, 49. 180 colpi di cacciavite spranga per trucidare Lucia e Guido, alla caccia di soldi che i due non potevano avere. Appena 600 euro per le belve, Arthur Lesci, Naim Stafa e il basista Alin Bogdaneanu. I soldi nella dépendance, non quelli che le belve sotto l'effetto della cocaina cercavano, la cassaforte della villa a fianco. Un omicidio che scosse le coscienze e terrorizzò tutti. Dolore e commozione per Daniele, il figlio che da guardia giurata arrivò per primo sul luogo dell'orrore e che non ha mai smesso di ricordare a tutti cos'è accaduto. Fu una caccia all'uomo serrata per i carabinieri che si trovarono di fronte una scena mai vista. In poche settimane gli investigatori riuscirono a bloccare i mostri grazie a una traccia di sangue e alle intercettazioni telefoniche. Alin messo sotto torchio, poi gli altri due. Volti che rimasero impressi nella mente dei trevigiani e veneti, volti come quello di Lesci che in un sopralluogo con gli investigatori ripercorse quei momenti terribili. La borsetta dov'era? Si impiccò in carcere in dicembre Lesci, mentre Stafa fu condannato all'ergastolo e Alin a 18 anni in un processo che tutti seguirono per vedere chiusa fino in fondo quella terribile storia, che chiusa fino in fondo definitivamente non è. Nulla da fare per il quarto uomo che gli inquirenti sono convinti si trovasse in quella stanza dell'orrore. Non sarà mai trovato. 10 anni impossibili da dimenticare, uno spartiacque per la Marca, la notte in cui ognuno si sentì meno sicuro, anche fra le proprie mura. Ecco, nel TG di Treviso poi sentiremo l'intervista a Daniele Pellicciardi, figlio dei due coniugi trucidati appunto 10 anni fa. Passiamo ora a parlare del maltempo, della violenta grandinata che si è abbattuta sul Veneto, in particolare nel Padovano sabato pomeriggio e nella notte successiva. Si è cominciato a vendemmiare subito per cercare di scongiurare i danni sui vigneti. Sentiamo. Uva persa, addio e uva superstite Pinot Grigio messa in salvo di gran corsa in cantina. Nel Conselvano, zona delle Doc Bagnoli e Corti Benedettine, i chicchi della grandine di sabato hanno raggiunto anche notevoli dimensioni fino a 6 cm di diametro. Il fortunale si è abbattuto tra Conselve, Candiana, Arre, Tribano, San Pietro Viminario, Pozzonovo, parte di Monselice e di Arquà Petrarca. Alla Coldiretti sono arrivate già le prime segnalazioni, ma è presto per valutare i danni. Intanto fin dall'alba di domenica si è vendemmiato per contenere eventuali problemi sanitari ai chicchi e mettere così in salvo l'uva Pinot Grigio risparmiata dalla grandine. Abbiamo avuto un'ottima risposta perché comunque complessivamente ieri sera sono entrati in cantina circa 3.500 quintali di uve, insomma, per cui siamo riusciti anche in questa maniera a tamponare. Dal fine settimana via la vendemmia del Glera, vitigno del Prosecco. Per la grandine il raccolto in zona ha subito danni pari al 10-15%. Fortunatamente il fenomeno non è stato accompagnato da vento forte. Verifiche sono in corso anche nei frutteti e nelle serre del Monselicense. A Cadoneghe il sindaco Michele Schiavo sta preparando i documenti per chiedere la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Molti gli edifici danneggiati dalla grandine. Potrebbe forse aprirsi uno spiraglio per l'invio di richieste di risarcimento, preparandosi però a un iter lungo e incerto. In ogni caso, raccomanda Schiavo, conviene raccogliere foto, preventivi e fatture pagate per il ristoro degli eventuali danni. Tutto materiale che potrebbe essere utilmente prodotto in caso di positivo esito dell'iter avviato. E siamo ora alla pagina dello sport con il basket, perché oggi è stata presentata la squadra della Reyer 2017-2018. Sentiamo. Parte da campione d'Italia, una grande soddisfazione, una responsabilità che dovremo portarci dietro come carica agonistica in campo, cercando di cancellare perlomeno nella mente quello che è stato, perché la cosa importante sarà ripartire con grande umiltà e con fame. È iniziata ufficialmente al Palasport a Liercio la stagione dell'Umana Reyer campione d'Italia in vista del prossimo campionato di Serie A e di Champions League. Una stagione che vede l'assenza di alcuni giocatori e l'arrivo di altri. Io credo che sia rimasto e arrivato chi ha avuto la voglia di sposare il nostro progetto, di essere motivato nel nostro progetto.
quelli che abbiamo scelto sono tutti giocatori dalle grandi motivazioni e ambizioni, che si sono incastrati con chi, rimanendo, ha scelto di continuare con la progettualità di questo club. Si comincia con grande serenità, bisogna vedere anche la squadra come ci amalgamiamo tutti, sono cambiati alcuni giocatori importanti, per questo c'è tutto da scoprire. Noi abbiamo sempre il nostro concetto di avere voglia, avere fame, rimanere umili e cercare di lavorare tutti i giorni per dare il meglio e migliorare di giorno in giorno. Del roster mancavano all'appello Orelic in permesso accordato, Johnson negli Stati Uniti in attesa del completamento della pratica per il visto e Viliga impegnato con la nazionale. La squadra però non è tra le favorite. Non eravamo favoriti lo scorso anno, non lo siamo quest'anno come ci hanno giustamente messo, perché il campionato è un campionato di alto livello, però noi cercheremo con grande, ripeto, con grande umiltà di fare il massimo. Credo che Milano abbia allestito ancora una volta un roster di una categoria superiore, soprattutto per quanto riguarda l'Italia. Bologna insieme a Torino sono due squadre che hanno allestito roster di altissimo livello, che possono giocare veramente per i primi posti. Trento e Sassari, Avellino e Reggio Emilia sono le solite squadre importanti e quindi di alto livello anche loro, quindi siamo già con 8 squadre. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con le previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est. Il meteo, arrivederci. Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni, acqua estate è annuale Venezia. Sarà una bella giornata di sole sulle nostre regioni, l'alta pressione delle Azzorre porta il bel tempo ovunque, vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, saranno previsti tuttavia nubi sparse diffuse, talora anche con qualche locale addensamento sui rilievi, ma senza alcuna conseguenza. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 23 e i 28 gradi, minime tra i 15 e i 21 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia, pressione in aumento, tempo soleggiato ovunque, da evidenziare una locale parziale nuvolosità sulle pianure e sulle prealpi. Temperature miti un po' sotto media, massime tra i 24 e i 26 gradi, minime tra i 13 e i 16 gradi circa. E concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui avremo bel tempo soleggiato su tutti i settori, più nubi sparse tuttavia sulle aree centro-occidentali del Trentino e sulle Alpi di confine. Temperature estive piacevoli, massime tra i 26 e i 29 gradi, minime tra i 15 e i 17 gradi circa. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nel Golfo di Trieste, i venti deboli da est, localmente moderati sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci! Acqua estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni, acqua estate è annuale Venezia.